La rassegna stampa. Cioè, non è che puoi pensare che io adesso ogni mattina ti faccio il balletto perché, quello di ieri. Francesco, migliaia di visualizzazioni per il balletto di Sammy Varini in apertura di rassegna stampa, cioè capisci? Siamo ridotti a questo punto? Parla per te, sei ridotto a questo punto? No, non l'ho fatto per alzare l'audience, perché ieri era una giornata di festa comunque, sono usciti i risultati delle amministrative e insomma il centrodestra ha tenuto e ha vinto in molte zone d'Italia dove si pensava ormai fossero zone del centrosinistra e tra tutte le cose brutte che erano successe la sinistra ormai vince dappertutto. No, non vince dappertutto, anzi. Buongiorno, pronta la tisana? Non ancora, sta tisanando il nostro Francesco. Buon mattino a chi ci aiuta in regia. Buongiorno a voi, ascoltatori vicini e lontani. C'è Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà. Come ogni mattina a quest'ora mettiamo insieme sul tavolo gli argomenti del giorno e poi cerchiamo di approfondire quelli che più ci interessano, quelli che più vi interessano, perché siete voi stessi che ce lo dite inviando un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659, che ci ascoltiate in diretta con la Radio DAB o sul sito radiolibertà.net o che avete scaricato l'applicazione di Radio Libertà, ma anche quelli che ci seguono in differita collegandovi con la pagina Facebook o il canale YouTube di Radio Libertà o sulla pagina Facebook seguitissima di Lega Salvini Premier. Scrivetemi, non fatevi problemi, anche se mi seguite nella replica dalle 20 alle 21 la sera, perché poi il messaggino appare sul computerino del Sammy Varino e appena torno in onda vi rispondo. 340 67 09 659. Oggi è più una giornata di riflessione riguardo i risultati elettorali nei paesi, nelle piccole e grandi città, i risultati di questo weekend, ma su tutti i giornali e soprattutto anche sui siti internet fa capolino la notizia che riguarda Confindustria, la Meloni e l'economia. Scrive ad esempio il Corriere: Meloni sferza l'Europa, l'Unione Europea faccia meno ma meglio, e la Premier riallaccia il filo con la platea di imprenditori. Insomma, Meloni e Confindustria insieme pare che stiano facendo squadra contro questa Europa. Tan, ta, ta, ta. Attenzione, perché alle 8:45 io chiamo Alberto Bagnai, economista, deputato della Lega. Ci parlerà di un interessante convegno che si tiene proprio quest'oggi e se riusciamo lo seguiamo anche, un patto per la crescita e la stabilità, le proposte della Lega. Capita proprio a fagiolo questo convegno. 8:45 con Alberto Bagnai qui in diretta su Radio Libertà. Siamo sul sito del Corriere e subito sotto, come dicevo, dove dopo il braccetto la Confindustria con la nostra Meloni, subito sotto ci sono naturalmente i risultati delle comunali. Così il centro-sinistra ha perso i voti del no al referendum, perché qualcuno ancora pensa che i voti del no al referendum fossero di sinistra. Un 5 Stelle su 2 per Venturini. A Venezia i 5 Stelle hanno preferito Venturini e cosa dobbiamo dire? Li amiamo quelli dei 5 Stelle. Vediamo Repubblica invece come apre, anche qui con la Meloni: attacco a Bruxelles, faccia meno ma meglio, sintonia con gli industriali. In un retroscena il solito Tommaso Ciriaco racconta la strategia concordata al telefono con Orsini all'insegna della collaborazione. Fratelli d'Italia apre a Calenda per Roma e Milano. Ce la giochiamo e sappiamo che questa unione possibile con Calenda, Azione, eccetera, tu dici cani e porci pur di vincere, purché non musulmani, cani e porci purché non musulmani, va bene, perché c'è la prova provata: se ti allei coi musulmani e se candidi dei musulmani, perdi.
Tan, da, da, da. E questa è forse la notizia più bella di questa rassegna stampa, che potrei darvi con un grande scroscio di applausi o mettendo ancora su il disco samba. No, purtroppo non festeggiamo perché abbiamo perso anche noi della Lega a Vigevano, candidando dei musulmani. Oh, niente da dire sui musulmani, c'ho amici che hanno quella religione e sono tranquillissimi e anzi lavoratori più di me, che ci vuole poco. No, attenzione, musulmani non integrati. Se candidi musulmani non integrati che ti parlano in arabo, da una parte tu dici ma è un controsenso, Sammy, ma voi della Lega siete quelli del territorio, delle lingue, dei dialetti, e quello è vero, però perdonami, mi ricorda adesso il militare. Quando ero militare dice ma che cazzo vai a raccontare i fatti tuoi, Sammy? Quando ero militare io sono stato a Lecce a fare il CAR 2 mesi sui carri armati, poi sono andato invece a Trieste, a Sgonico, sempre sui carri armati. Ecco, io che già ai tempi chiaramente ero leghista, perché io sono nato leghista, non potevo non nascere leghista, no, ho cominciato a votare Lega dopo aver fatto il militare, e avevo notato questa cosa, cioè che i napoletani in particolare, i colleghi militari della Campania, ti parlavano in napoletano, cioè non capivi quello che dicevano, tra di loro poi ancora meno, cioè niente, zero integrazione, zero, ok? Chiamala integrazione, non lo so, io alla fine comunque era giusto, poi c'erano i veneti che parlavano un po' di dialetto veneto, era carina la cosa, però il napoletano era ostrogoto per me. E adesso è successa la stessa cosa con questi musulmani candidati da sinistra, ma anche da destra, lo ricordo, quello che è successo a Vigevano, e la gente non li ha votati. Non ha votato la Lega a Vigevano, che sto piangendo ancora adesso. Per cui io sono sempre del parere che c'è stata una formulazione particolare nella candidatura di questi signori, che saranno sicuramente bravissime persone, nel senso che la comunicazione non doveva puntare su in nome di Allah, votatemi, eccetera. Forse bisognava invece verificare e farlo capire che il musulmano integrato, immigrato di seconda generazione, viveva benissimo in questo paese, era integrato, rispettava la nostra Costituzione, con tutto rispetto per la Sharia, ma prima viene la Costituzione. Difficile come frase, per un musulmano di quelli che seguono la religione. È la prima domanda che vi pongo, ragazzi, mi raccomando, io vi voglio attivi. Messaggin a Sammy Varin, scrivete a 340 6709 659 perché gli argomenti sono belli tosti, le meditazioni post-elettorali di quest'oggi le amiamo. Direi che ci tuffiamo? No, Sammy, dove credi di andare? Stavo per tuffarmi sui quotidiani. No, va bene, devo prima passare dalle forche caudine comuniste. E allora partiamo dall'Unità. Dai, lo amiamo il direttore dell'Unità. Avete notato su Rete 4 la sera alle 20:30? Sempre, ogni giorno, gli stessi ospiti. Posso bussare? C'è qualcuno a Mediaset che si accorge di questa cosa? Sto benedetto contrattino, il gettone di presenza, non so quanto li date, se li date, c'è un po' più di varietà. Oh signore, sempre i soliti 10 che girano tutta la settimana, ma a distanza anche di 2 giorni ancora quelli. È quello che c'ha da presentare il libro, è quello che sempre le stesse cose su ogni argomento. L'Unità. L'Italia è in fallimento. Governo e Confindustria, tutta colpa dell'Europa. Meloni e Orsini all'assemblea dell'Euro. Signori, questo è l'argomento che lancia in prima pagina sull'Unità Piero Sansonetti, che lo amiamo chiaramente. Di spalla Trump viola la tregua, Bibi approfitta in Libano, bombe su navi commerciali iraniane. Ma in taglio basso, l'Unità ci vede lontano e io mi toppo gli occhi, non voglio guardare. Cosa scrive l'Unità? Questa frase:
Dobbiamo aspettarci una destra a guida Vannacci? Tan ta da da. D'altronde fu proprio il sottoscritto Sammy Varin a dirvi fin dai tempi remoti, appena apparso Vannacci, che era uno dei pochi personaggi dal punto di vista umano, politico, interessanti nell'alveo di chi si vuole guadagnare le simpatie degli italiani buttandosi in politica. Chi altro c'è oltre a Vannacci? Questo ve lo dissi qualche annetto fa, i primi giorni che usciva il suo libro, scoperto dal giornalista con 2 orecchini di Repubblica. E così è, anche se purtroppo il generale Vannacci è stato un traditore per tutti voi che lo avete votato, per noi della Lega, per il sottoscritto Sammy Varin che l'ha difeso ogni volta che parlava della 10ª massa, eccetera, ma certo, ognuno ha le sue deviazioni. Ditemi se anche voi non ci avete qualche mania, qualcosa che alla fine vi accorgete che dice, lo so, ma io ci tengo a questa cosa, lui ci tiene a sta roba. La 10ª massa non la nomina più adesso, assolutamente no. Vabbè, comunque, se lo chiede oggi il quotidiano L'Unità, se dobbiamo aspettarci una destra a guida Vannacci. Quello che dico io è che sicuramente ci sarà un centrodestra con dentro anche Vannacci, anche perché sta entrando proprio ieri, è entrato anche in Regione Lombardia grazie a personaggi che aderiscono al suo movimento. È chiaro, se fosse la novità come proposte, come argomentazioni, con una filosofia diversa dagli altri partiti, diversa ad esempio da quella della Lega o di Fratelli d'Italia, ma Vannacci dice le stesse identiche cose della Lega, solo che le dice lui, capisci? E rappresentando la novità è logico che attira l'attenzione. Seconda situazione è che molti di voi, lo so benissimo, pensate che Vannacci sia della Lega. Signori, se si pensa a questo, uno dice sì, Lega, Vannacci, no, in gamba, metto la X su Vannacci. Capito? Chiusa la parentesi, signori, lo sapete, poi potremo polemizzare per ore e ore su Vannacci. Avremo occasione, ma ribadisco e discoriba. Ce lo avremo come alleato sicuramente per tutta la vita, ok? Che bella prospettiva, Sammy Varin. Ti meriti il manifesto, signori. Il manifesto oggi, anche loro sono bacati, hanno le loro tendenze, non gliele puoi togliere. Amici come prima. E chi sono questi due che si danno la mano? Ben-Gvir e Tajani. Gli abusi sulla flotilla sono tutta colpa di Ben-Gvir. A Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu al ministro estremista per assolvere Israele. Restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie della Procura di Roma che indagano l'intera catena di comando. La foto di questi due che si guardano e si amano, amici come prima, titola il manifesto. Più in basso, al campo largo, sono mancati i voti dei 5 Stelle. Se ne è accorto anche il manifesto. Il centrosinistra riflette sulle comunali, furfaro del PD, sconfitte pesanti, tutti responsabili, l'avete capito, al campo largo sono mancati i voti 5 Stelle. 1 su 2 ha votato per il sindaco, facendo anche quei giochini, sai, voto disgiunto, quelle robe lì. Guido Moltedo scrive: Venezia, l'imprevisto e l'imprevedibile, ok? Sono rimasti di tutti a bocca aperta. Così il manifesto, per puro par condicio vado anche sul Secolo d'Italia, che invece più fiducioso, con la foto di Meloni che parla al convegno Confindustria, il tempo del coraggio. Meloni dal palco di Confindustria sprona le imprese e striglia l'Unione Europea. Faccia meno e meglio. E torneremo certo su questo argomento, visto che
è praticamente l'argomento del giorno. Il quotidiano che vi propongo in apertura di rassegna stampa, mentre vedo che stanno già fioccando i WhatsApp, grazie al 340 6709 659, lo sapete, Sammy Varin ogni mezz'ora legge i vostri messaggin. Il quotidiano Il Giornale, perché in taglio alto ha questo che è il titolo del giorno: Meloni. Cioè, guarda cos'è successo? Mi ha sbattuto fuori dal programma. Era da un po' che non lo faceva, perché sono andato sul quotidiano Il Giornale, che non è un quotidiano comunista, e il software mi sbatte fuori. Va bene, grazie. Non starò a ripetervi, cari ascoltatori, che se avete quei 5 euro che avanzano potete fare un giro in posta, passare dentro, prendere uno di quei moduli bianchi del conto corrente postale e scriverci il conto corrente postale 3767 1294. Pensate anche a Radio Libertà? Lo so che ci pensate ogni tanto. 37671294 è il numero del conto corrente postale per aiutare Radio Libertà ad avere un computer di bordo meno comunista. Chiaramente, se siete a casa col computer acceso, andate sul sito radiolibertà.net, cliccate in alto a destra, dona ora, e con la carta di credito ci aiutate con qualunque cifra, te l'ho detto, con 5 euro io sono già contento. Se poi ci scrivete per quel tamarro di Sammy Varin che ogni mattina ci tiene compagnia e il suo computer è ancora più tamarro, almeno è riconoscibile la cosa. Stavo dicendo, io provo a cliccare di nuovo, vediamo che succede. Stavo dicendo, il titolo principale sul giornale di oggi: Meloni Orsini, sveglia l'Unione Europea, sveglia, non parlo con Francesco, fa finta di niente proprio. Uno sbadiglio dietro l'altro, questa rassegna stampa di Sammy Varin. Io ti capisco perché sicuramente tu la faresti un po' più briosa, lo so, la tua sarebbe più pompa secondo me. Un giorno proviamo, assemblea di Confindustria, quindi Meloni Orsini sveglia l'Unione Europea, meno è meglio. Questi sono i due termini oggi. Europa deve fare meno e fare meglio, capito? E Osvaldo De Paolini si affretta a commentare: asse storico governo-industria, ma attenzione alla concorrenza. Il titolo però che mi piace e che fa pensare è quello del centropagina sul quotidiano Il Giornale: flop degli islamisti. E ora il PD apre il processo a Schlein. Campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti, campo largo in tilt, ci siamo illusi. E attenzione, io adesso, sai, alla fine siamo qui, chiacchieriamo insieme, la nostra è una radio fondata tantissimi anni fa da Umberto Bossi della Lega, una radio che trasmette da via Bellerio 41, dove c'è il fortino della Lega a Milano, e chiaramente spesso e volentieri parliamo di Lega, di centrodestra, di quella che speriamo sia buona politica, ma strizzando l'occhio anche a chi ci ascolta e non vota centrodestra, ma magari cerca di capire dove sta la verità. E molte volte, lo diciamo anche noi, magari ci sono degli errori madornali all'interno del centrodestra che si potrebbero evitare. Allora, flop degli islamisti vuol dire che candidare islamici, ad esempio a Venezia Mestre, come ha fatto il PD, non è servito a nulla. Perché? Perché alla fine non sono stati votati, o gli islamici non hanno capito, ricordate quel video, che come cavolo si facesse a votare. Ma non è che gli islamici non sono stati votati solo a sinistra, anche a destra. Ci sono stati partiti, mi pare di conoscerne uno, della Lega. La Lega, sì, è vero, a Vigevano in provincia di Pavia, che ha fatto questo errore. Ha candidato
non persone di religione islamica, ma dei veri e propri islamisti, quindi persone che mettono davanti la loro religione davanti a tutto, e persone che sembra applichino la Sharia nella loro vita quotidiana, da come si sono presentati sul santino messo su Facebook. Beh, non li ha votati nessuno, e addirittura in pochissimi hanno votato la Lega Vigevano, diciamola tutta. Infatti Vigevano è stata commissariata, arriva il grandissimo Centinaio, che ben conosce la zona di Pavia, visto che abita lì, e che ora cercherà di rimettere le cose a posto. È stato un errore candidare queste persone. Ribadisco e discoriba, candidare persone che si presentano così, quindi ci voleva qualcuno, ma sarei andato anch'io se me lo chiedevano, che seguisse la loro comunicazione, perché un candidato deve sapere come mostrarsi, come presentarsi, cosa comunicare, quelle poche parole che dice quando si presenta sul santino, eccetera, devono essere parole scritte proprio nell'oro, un qualcosa che deve rimanere, sai, la placchetta che si metteva un tempo fuori dalla porta, ecco, deve essere per sempre sì. Questa citazione non mi è piaciuta. Va bene, avete capito, sono sul quotidiano Il Giornale, scendo. Altra notizia del giorno, bada ben, sentite qua, gli ebrei cacciati dal Pride di Roma. Cioè, se sei ebreo non ti vogliamo noi gay. Cosa devo dire? Già prima non volevano quelli di centrodestra, se non sei del PD non ti vogliamo, adesso non vogliono manco gli ebrei. Come dura essere gay oggigiorno, mamma mia. Gli organizzatori del Pride di Roma, che si terrà il 20 giugno, hanno fatto sapere che i gay ebrei non potranno partecipare all'evento. Ok? Come si fa a capire se uno è gay ebrei? C'è qualcosa, una prova di... È un mondo difficile, cari amici, è un mondo difficile, soprattutto per me che devo leggere ste robe. Però, ragazzi, il bello di essere tutti insieme in questo momento, siamo una comunità gigantesca, ci sono milioni di persone che ci guardano sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, e cerchiamo di capire dove sta la verità, facendoci anche un sorriso. Me lo fate un sorriso? Sorrisino? Bravi. Scrivete al 340 6709 659, perché io tra 5 minuti leggo i vostri messaggi. Intanto all'interno del quotidiano Il Giornale, Meloni striglia Bruxelles, si faccia meno e meglio, e giustamente un po' più in basso il commento si intitola "Una sveglia all'Europa, asse storico Giorgia Emanuele, meno regole, più soldi pubblici, ma attenzione alla concorrenza". Questo è il commento di Osvaldo De Paolini quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, ma vi assicuro che su ogni giornale c'è ampio spazio a queste argomentazioni, perché una roba del genere forse non era mai avvenuta. Orsini chiede più crescita. Torniamo al nucleare per far vivere le imprese. Ma questa è musica per le mie orecchie. Il presidente della Confindustria punta su 5 leve per lo sviluppo: meno paletti ed energia più economica, sfida l'Unione Europea, stop alla burocrazia o sarà il deserto. Ragazzi, queste sono parole importanti. Siamo sul Giornale, poi se passiamo da Repubblica o dal Corriere, è chiaro, questi ti rimettono con i piedi a terra dicendo sì, nucleare, ci vogliono 10 anni per fare il nucleare. Ho capito, sei mica scemo. Nel frattempo girano le pale eoliche, nel frattempo ci saranno i soliti pannelli solari. Dio mio, e un po' di petrolietto ce lo date ancora, santa miseria. Il sistema ETS è una tassa paradossale, ma purtroppo si difendono i totem ideologici. Altra frase: i segnali di un cambiamento reale nelle politiche europee sono ancora troppo timidi. Cambiare passo, non è l'energia atomica a essere inutile. Inutili sono ogni mese e ogni anno che perdiamo. E poi, rischio fatale: l'Europa oggi non ha la minima idea di cosa significhi competitività. Fermatela! Applauso, signori. Cioè, cose che la Lega ha scritto e ha detto.
forse da decenni, sono saltate fuori grazie a questo incontro tra Meloni e Confindustria, chiaramente un incontro che la sinistra vede con preoccupazione. Giro di nuovo la pagina, sono sul quotidiano Il Giornale e si apre il processo a Elli. Secondo il giornale arriva il conto dopo il KO, serve anima e progetto, la batosta elettorale, che poi riconosciamo è stata proprio una vera batosta, però questi si aspettavano come al solito, è la gioiosa macchina da guerra, doveva vincere dappertutto. Col cavolo, la batosta elettorale mette sempre più difficoltà la segretaria che non riesce a sciogliere i nodi dell'alleanza. Fratoianni ammette: siamo in ritardo. E riformista Ruffini, subito un tavolo di confronto, vedrai che chiederanno il congresso, ma Conte prende tempo per non rompere adesso. Scendo un po' più in basso, se volete un retroscena carino di Francesco Curridori. Bisceglie meglio di Venezia, lo stupidario della sinistra per nascondere la sconfitta. Al Nazareno si tenta di minimizzare, sì, ma abbiamo vinto a Prato, Pistoia e Avellino. A proposito di Toscana, questa mattina intorno alle 11 avremo una giovane dei giovani leghisti a parlarci dei risultati toscani, in chiaroscuro perché non è andato benissimo dappertutto, ma qualcosina di carino è arrivato. Gemma Peri, che arriva proprio dalla zona di Arezzo, quindi una delle zone che sono diventate zone laboratorio per la Lega. Gemma Peri, intorno alle 11:10, 11:15 parleremo con lei. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, oggi più interessante forse degli altri, ma c'è ciccia buona su tutti i quotidiani oggi per meditare, soprattutto sugli andamenti elettorali, nel post voto. Meditazione del politologo Gianfranco Pasquino. Il paese è ancora di centrodestra. Consiglio a Schlein sia meno ripetitiva. Il politologo, nell'intervista con Domenico Di Sanzo, dice: la sinistra confonde spesso i propri desideri con la realtà. Contano le idee e in quel campo non ne sto vedendo di particolarmente trascinanti. La leader Dem dovrebbe avere più fantasia e battere di più sul tema dell'Europa e dell'europeismo. Il voto in laguna? Brugnaro non ha governato male, il centrodestra ha scelto meglio il proprio candidato. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
È chiaro, questo pezzo è dedicato a chi proprio non vuole scendere dal letto questa mattina e non ha nessuna intenzione di farlo, anche se vi dico a quest'ora del mattino, oltre a esserci Sammy Varini in diretta su Radio Libertà, buongiorno, fuori si sta benin, non fa caldissimo ancora, quindi una passeggiatina magari per comprare un quotidiano, visto che sto parlandovi di quotidiani interessanti, io la farei. E comunque tranquilli, sono attesi temporali a sorpresa in giro per il nord, quindi potrebbe anche arrivare qualcosina che non vi aspettate. Intanto certamente il buongiorno si sente dal Varin, grazie per averci acceso anche quest'oggi. Abbiamo sentito Giovanni Marradi con il suo preludio, stile romantico e new age, fama internazionale. Marradi si fa chiamare più semplicemente Giovanni e ha un sito in cui è possibile prenotare persino concerti online. Provate a scrivere Giovanni Marradi su internet, salta fuori questo sito Giovanni, carinissimo, interessantissimo. Intanto giro di WhatsApp al 340 6709 659. Ciao amministrative, mi confermi che la Cassazione ha cambiato in reato la immaginaria colpa di epidemia? E questo è su un altro pianeta, ragazzi, ma smettila di raccontarmi cavolate. Industria finita in Lombardia, vedere per credere, Oddio, ognuno ha i suoi pensieri, certamente, però quando leggo che la Lombardia fa accordi con tutta Europa proprio per a livello degli stati più importanti dell'Europa, io sono sempre per andarcene da un'altra parte con la Lombardia, ma nel mentre gli islamici hanno già Milano, visto che Delpini si chiude in cattedrale per la processione del Corpus Domini. È vero, e vediamo cosa succede, perché finora abbiamo visto che comunque candidare e dire di votare gli islamici non ha portato assolutamente voti. Anzi, ciao Sammy, volevo complimentarmi con tutti quelli che hanno votato Lega e tentare di capire quello che sperano votando Vannacci. Ma dove vivono? Sulla Luna? Ho sentito che chi produce centrali nucleari sono Cina e Russia. Spero che il governo segua i consigli della Lega, indipendentemente dalla guerra con l'Ucraina. Mario fa tutto un melange, però è vero. Cosa sperano quelli che votano Vannacci, visto che dice le stesse cose della Lega? Te l'ho detto, qualcuno dice, è un personaggio, comunica bene, è tosto, eccetera, e quindi lo voto, senza pensare che è un voto sprecato, perché effettivamente non porta da nessuna parte se non a sorridere la sinistra, il PD, proprio come è avvenuto a Vigevano, dove comunque la Lega, ribadisco e discoriba, ci ha messo del suo, non controllando chi candidava, ma ci arriviamo tra poco, signori. Speravi? No, questo non la posso far vedere, non me la faccio vedere. Queste vignette irriverenti verso la Schlein, Enzo da San Mauro Torinese, non me la prendo io la querela, no, la amiamo, la Schlein, la amiamo. Certo che sentire il vapensiero schitarrato è una goduria. E poi Gatti che noia. Lo sapete amici, prima della rassegna stampa intorno alle 7:25 ogni mattina c'è prima il Vapensiero e poi i gattini di Rossini. Perché Vapensiero ci ha riportato alla tradizione, alla storicità di questa radio fondata da Umberto Bossi e ogni mese ricordiamo che ci ha lasciato. Dopo il Vapensiero arriva l'irriverenza, anche questa una nota che contraddistingue praticamente ogni trasmissione della nostra radio. Siamo fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ci chiamiamo Radio Libertà, guarda un po', e quante anche altre radioline, avete notato che ce ne sono a Radio Libera, cioè ci hanno imitato come non mai, sono tutti dei piccoli Vannacci praticamente che imitano l'originale, ma va bene così. Chiedi a Bagnai se è disposto a fare il presidente d'Italia. Pietro da Bergamo! Guarda, io gliela farei questa domanda, però sono certo che ci tiene almeno un'ora e un quarto al telefono, perché Vannacci è spiritosissimo e soprattutto è bellissimo ascoltarlo. Dovete cercarlo sui social, soprattutto su Facebook. Lui la mattina, quando va al lavoro, quando va in Parlamento, è in auto e si fa quasi ogni giorno una chiacchierata guidando l'automobile.
automobile, sempre interessantissima. Intanto alle 8.45 comunque l'abbiamo qua, questa mattina è il grande Bagnai. Intanto chi si aspetta il nucleare? L'unica soluzione è il gas dalla Russia. Come la Spagna è ancora in Europa, mi risulta, chi siamo noi? I più scemi? Tan, da, da, da. Ma siamo proprio certi che le future centrali nucleari porteranno bollette meno gravi per famiglie e imprese e non piuttosto energia per sempre più server al servizio dei colossi dell'informatica, avvelenando l'aria con sempre più picciu onde elettromagnetiche? Oddio, sì, adesso aspetta che mi guardo un attimo, capelli quasi zero, Io che ho fatto 50 anni di radio, tra poco ne farò 50, sì, l'anno prossimo, è pelatissimo, ma il resto del corpo è molto peloso, Marilla, te l'assicuro. Scherzi a parte, sì, sicuramente le onde elettromagnetiche ravvicinate non fanno benissimo, quelle ravvicinate, ma ormai abbiamo superato anche questa cosa, le torri dei telefonini bastano tenerli a una certa distanza, diciamo che non c'è più quella paura di un tempo, pare che si sia sgonfiata questa situazione. Le paure sono altre secondo me, e soprattutto per quello che ingurgitiamo, e il nucleare, quello pulito, non fa paura al momento. Ora vediamo, perché poi sai, bisogna decidere dove dislocarle queste centrali. Già ci sono problemini dove buttare le scorie antiche delle vecchie centrali nucleari in Italia, e chiaramente ti immagini dove posizionare una piccola centrale nucleare. Dici che ci saranno polemiche anche su questo? Spero di no. Patrizia Donna mi scrive: buongiorno, il fatto che i candidati di cui si parla stamattina si siano dichiarati è stata una benedizione. Suggerisco che chi sperava in un successo approfondisca un'edizione attendibile del loro libro. Libro, intendiamo la Sharia, Maometto, ma Patrizia Donna, grazie per la meditazione. Vannacci o non Vannacci, alleato, l'importante è che non vinca la sinistra. Se la Lega perde dei voti a causa di un Vannacci, ci sarà un perché. Sì, nel senso che Vannacci era della Lega, è stato eletto con la Lega, l'ha fatto vice segretario, sta prendendo lo stipendio dalla Lega e infatti ci sembrava un po' strano che non stesse dando niente alla Lega in questi mesi. Ci sembrava un po', come mai c'è il braccino corto Vannacci? Perché è un traditore, per quello. Santa Polenta, lasciatemi ridere, io lo amo Vannacci, ve lo ripeto, sono un innamorato, divento gay solo con lui e chiaramente da innamorato tradito io sono qua ancora, mi brucia. Buongiorno, non dite mai più la frase voto sprecato, perché no? Perché si ottiene esattamente l'effetto contrario. È successo ai sinistroidi con Meloni, scusate, non lo dico più, voto sprecato. Sì, è un voto sprecato, scusami, cioè se voti Vannacci praticamente in quel momento fai perdere la coalizione di centrodestra, ok? Perché se facciamo ogni partitino c'ha il suo candidatino, capisci che il centrodestra non vince, o va al ballottaggio con il centrosinistra, dove puntualmente si perde, ok? Vi devo dire tutto? No, penso che lo sappiate. Dai, ritorno sui quotidiani, ragazzi. Oggi c'è roba buona per pensare, anche per arrabbiarsi sicuramente. Siamo di nuovo sul quotidiano Il Giornale. Guarda un po', ci arriviamo. Lo intervistano tutti oggi a Simone Venturini, civico di centrodestra che è diventato il nuovo sindaco di Venezia. Il nuovo sindaco, la sinistra, ha fatto girare sondaggi falsi e questa roba dei sondaggi sinceramente è come Vannacci, non li crediamo più. Grazie a Brugnaro parto da un bilancio risanato. Capite? La continuità di un governo di centrodestra è basilare. La città, ci sono quartieri che vanno trasformati. Nel centro storico di Venezia serve un equilibrio tra turisti e residenti. Islamici in lista, il Partito Democratico ha gestito male tutta la vicenda, finendo con l'inquinare il clima cittadino. E ripeto, parliamo del Partito Democratico, ma facciamo, e adesso ci arriviamo, anche un mea culpa. Infatti il mea culpa arriva a pagina 10. Francesco, mi metti per favore la pagina 10?
Grazie, gentilissimo. Il giornale a pagina 10 è la notizia del giorno, signori. Non posso non farvela vedere. Perché dico così? Perché siete voi che mi guardate in radiovisione, sulla pagina Facebook, canale YouTube di Radio Libertà, sul sito radiolibertà.net, sulla app di Radio Libertà. Oltre a sentire la mia grande voce, guardate i titoli dei quotidiani, leggete con me gli articoli. Musulmani in lista, la Lega si scuote. Quindi gli abbiamo fatto il culetto, abbiamo riso del PD che ha candidato musulmani che parlavano musulmano, che spiegavano in musulmano, vabbè dai, ridiamo un po' come votare e come votare PD e chi votare. Ma la Lega ha fatto questo errore. Non è la prima volta che la Lega candida persone di diversa religione, cioè penso che i primi candidati neri eletti sindaci, deputati, senatori sono stati quelli della Lega. Perché noi siamo razzisti, Cioè, quante volte abbiamo fatto comizi, ho fatto sul palco presentazioni con leghisti abbronzati che amavano anche scherzare su questa cosa. Io sono negro, diceva qualcuno a cui voglio bene. Musulmani in lista, la Lega si scuote. Perché? Perché si è sbagliato a candidare personaggi che si sono presentati in modo sbagliato, e il leghista tipo, che ce l'ha molto duro politicamente tutto il giorno, non va a votare persone che dicono queste cose. E allora via Bellerio azzera il direttivo pavese per il flop di Vigevano. Arriva Centinaio, commissario. 2 candidati tra velo. Una, lei era giovane, carina per quello che si vedeva, aveva il velo. Che l'alter, anche lui giovane e carino, invocava ad Allah. E col via libera dei vertici locali, signori. Romeo, che è il capo della Lega qui in Lombardia, oltre che essere capogruppo della Lega al Senato, ha detto il contrario della nostra linea politica e un danno evidente. Già a Pavia, signori, avevamo fatto errori già con la coalizione di centrodestra, perché non c'era una vera e propria unità, gnero, chiaramente. Poi è arrivato anche il candidato di Bannacci, anche lui un ex leghista certamente, perché diciamo le stesse cose, ma è così bello fare un altro partito tanto per far vincere il PD. Chiaramente Vigevano in provincia di Pavia andrà nelle mani del PD. Alegher, speriamo di no. Inimmaginabile, scrive Alberto Giannoni a pagina 10 del quotidiano Il Giornale. L'aggettivo risuona tra il quartier generale di via Bellerio e la sede di Pavia nella tranquilla via Franchi. A neanche 24 ore dallo spoglio e dallo smacco di Vigevano, dove è rimasta fuori dal ballottaggio ed è stata superata dal candidato di Roberto Bannacci, la Lega Lombarda manda a casa il segretario provinciale Jacopo Vignati, azzera l'intero direttivo e affida la conduzione del partito alla guida di Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato. No, non era immaginabile che il Carroccio uscisse di scena così proprio in una piazza simbolo del suo orizzonte politico, quella cittadina operosa nel cuore della Padania, un tempo gloria del manifatturiero italiano e da anni roccaforte politica dei Lombard e dell'intero centrodestra. E non era immaginabile che proprio qui, nel profondo nord, con la T, candidasse non tanto 2 musulmani o 2 stranieri, ma 2 musulmani che, tra il velo e invocazioni ad Allah, parevano il perfetto ritratto di quell'Islam politico che, secondo il Carroccio di Matteo Salvini, rappresenta un problema per la democrazia e per l'integrazione stessa. Noi abbiamo anche un sindaco di fede musulmana in provincia di Vicenza che ha sposato perfettamente i nostri valori, spiega il segretario Lombardo, capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Il punto non è questo. Nel caso di Vigevano si trattava di figure in totale contrasto con la linea del movimento, figure che hanno recato un danno d'immagine al partito anche a livello nazionale. La sera stessa del voto ovviamente saltava agli occhi di tutti il piccolo grande exploit del candidato locale di Vannacci, Furio Suvilla, avvocato, anche lui ex leghista, lo salutiamo caramente, sostenuto da 2 liste, una civica ferma all'1,8 e una Vigevano Futura,
che è arrivata all'11,6%, evocando fin dal nome il movimento del generale Spina nel fianco, che 4 mesi fa ha abbandonato la Lega, il recalcitrante partito con cui era stato eletto eurodeputato e di cui è stato anche vice segretario per circa un anno fino a febbraio, con grande irritazione soprattutto della vecchia guardia bossiana lombarda. Eppure il problema non è stato solo il sorpasso in sé o il mezzo flop del candidato leghista, ma piuttosto le scelte inimmaginabili, appunto, che hanno propiziato questo smacco. La nota del partito che sancisce l'esonero del segretario pavese Jacopo Vignati è chiarissima. Il commissariamento arriva dopo aver constatato che le scelte politiche sulla composizione della lista elettorale del comune di Vigevano hanno prodotto effetti lesivi per l'immagine del movimento, arrecando un evidente danno politico, non circoscritto a solo ambito locale, ma estesa a livello regionale e nazionale, perché di queste cose se ne è parlato nei telegiornali nazionali. La lista, secondo Via Bellerio, è stata redatta con imperizia, superficialità e in totale contrasto con la linea politica del movimento, ed è chiaro che una proposta elettorale di quel tipo, fanno notare in Via Bellerio, ha anche dato fiato alle trombe di Vannacci. Le trombe di Vannacci, ripeto, suonano la stessa identica musica della Lega. L'intervento della segreteria lombarda, fanno notare, era prevedibile, è stato rimandato dopo il voto per rispetto del candidato sindaco e degli altri candidati. La Lega, insomma, non voleva dare la sensazione di un partito allo sbando proprio alla vigilia del voto, ma non poteva neanche far passare in cavalleria un precedente simile, anche se non tutto è da buttare nel paese. Nessuno, precisa Romeo, mette in discussione i grandi risultati ottenuti, come l'ottimo risultato di Voghera, tanto di cappello, e il lavoro fatto negli anni, ma qui si tratta del caso Vigevano e di una chiarezza che deve essere ripristinata, e la designazione di una figura come quella di Centinaio, che a Pavia è stato vice sindaco ed è ancora molto presente e attivo, fa capire che dopo vari logoramenti e dissidi questa chiarezza sarà profonda e definitiva. Così il quotidiano Il Giornale in taglio alto, ma in taglio basso, eccolo qua: Futuro Nazionale presenta i 2 consiglieri al Pirellone, Vannacci contro Forza Italia, in Unione Europea vota come il PD. Perché noi questo da quanti mesi o da quanti anni lo diciamo, eh? E qui in Italia non vuole fare lo ius scholae come vuole fare il PD, Forza Italia. Vannacci ha scoperto l'acqua calda. Vannacci dice cose che la Lega dice, urla da mesi, se non da anni. Il generale spara a zero sugli ex alleati e non esclude un suo uomo alle elezioni comunali di Roma e Milano. Negli scorsi giorni ne abbiamo parlato, le frecciate a Marina Berlusconi. Che ruolo ha nel partito? Non l'ho capito. Fratelli d'Italia che apre al dialogo, ma bisogna riconoscersi nel programma della coalizione. Ah, vai tranquillo, il programma è lo stesso della Lega. La nostra ambizione non dice più decima massa, l'avete capita sta cosa? Si è dimenticato della decima massa Vannacci. Il problema è che quelli che stanno con lui sono molto peggio di lui, e chi è per intendere intenda, attenzione. La nostra ambizione è essere molto influenti alle prossime elezioni. La battuta sulle accuse di influenze russe: ho sempre sognato una villa in Crimea. Lo amiamo il generale Vannacci, traditor, lo amiamo. Io scherzo sempre, lo ribadisco, so che tra voi ci sono molti fan di Vannacci, io sono uno di questi. Semplicemente, se gli dovessi dare la mano domani, dandogli la mano, gliela do, gli chiederei: generale, posso fidarmi? Islamici flop, scrive a pagina 11 il quotidiano Il Giornale, perché la meditazione è interessante, ed è proprio la meditazione di oggi che vi propongo e vi propino per i vostri whatsappino 340 6709 659. È arrivato il momento, secondo voi, di candidare anche degli islamici, degli esponenti della cultura islamica, o comunque persone di un'altra nazionalità integrati in Italia che potrebbero essere anche islamici, certamente, ma che devono testimoniare comunque l'attaccamento
per questa terra che li sta ospitando, li sta dando da lavorare, la casa, eccetera, ma anche giustamente per le loro origini, ragazzi. Noi della Lega siamo per le tradizioni, siamo per l'amore per la nostra terra, ce la portiamo dietro questa cosa, anche se emigriamo dal sud al nord o viceversa. Islamici flop, dal nord alla Sicilia, il voto musulmano è stato un disastro. Nemmeno un eletto. Guarda che questa è una meditazione forte, vi invito a dirmi la vostra. Francesco Giubilei la scrive quest'oggi a pagina 11 del quotidiano Il Giornale. La carica degli islamici candidati da PD e AVS, io aggiungo anche magari da qualcun altro del centrodestra, si è infranta contro il voto popolare. Dovevano essere le prove generali per la nuova saldatura tra la sinistra e l'Islam e l'arma in più del campo largo per sconfiggere il centrodestra, ma il voto musulmano si è trasformato in un flop clamoroso, non solo fallendo l'obiettivo di eleggere consiglieri comunali, ma ottenendo un risultato ben al di sotto delle aspettative. E ci sono gli esempi, da Venezia ad Agrigento, da Legnano a Lecco, la carica degli islamici candidati dal PD, AVS e dalle liste della sinistra si è infranta contro il voto popolare, che ha portato un duro bagno di realtà dopo settimane di propaganda. E ci sono tutti gli esempi, si punta chiaramente sugli esempi del centro-sinistra e non sul centro-destra, però vi ho spiegato come sta la cosa, l'avete capita? Sì. Pagina 12, web e intelligenza artificiale, l'ISIS recluta i quindicenni. Qualche anno fa una roba del genere io non avrei mai pensato di leggerla. E per i PM Al-Qodri è matto. Lo Stato islamico cerca lupi solitari. Sempre più bassa l'età dei potenziali terroristi. Modena, la procura chiede la perizia psichiatrica per l'attentatore. Sorveglianza e perquisizioni, sono migliaia i soggetti monitorati dalla nostra intelligence. I potenziali militanti sono in costante aumento. Modena, Firenze, Reggio Emilia, in poco meno di 2 settimane si sono verificate 3 episodi che hanno riacceso in Italia l'allarme radicalismo islamico. Ma a far più paura, t'ho detto, il fatto che molti di questi siano giovanissimi. A farci paura anche la pagina 13 del quotidiano Il Giornale, che io eleggo a quotidiano del giorno: lezioni di jihadismo e odio per l'Occidente, allerta indottrinamento nelle carceri minorili. Quindi non basta mandarli in carcere, vanno avanti a peggiorare anche lì. Che quindi magari, chiedo per un amico, mandarli a casa loro in carcere non sarebbe molto meglio? Togliergli la cittadinanza italiana, visto che gli rimane quella marocchina senza problemi, non sarebbe un'idea? Chiedo per un amico, rispondete, grazie. CQ 340 6709 659. Nei penitenziari per ragazzi il 70% dei detenuti è musulmano. Il Ministero della Giustizia dice: a rischio radicalizzazione 194 carcerati adulti. L'esperta: il terrorismo sta diventando vendetta sociale. Dan, da, da, da. Boom di reati e coltelli tra gli under 18, il nodo stranieri e gli omicidi a più 150%. Gli psichiatri, droghe e disagi, problema di sicurezza. Oggi Il Giornale fa paura, ma la racconta giusta. Attenzione infine a pagina 14, non può mancare la ciliegina finale. Gli ebrei non possono più neanche partecipare al Pride del PD. Niente ebrei. Centrodestra, no, devi essere soltanto un gay comunista, altrimenti niente. Musulmani si può. Gli ebrei fuori dal Pride. Bufera su Zanex Lane. Siamo sul quotidiano Il Giornale, ma ne parlano anche altri. È una notizia del genere a pagina 14. La sinistra in silenzio, ora viene sbugiardata anche dai suoi. La Dem Concia dice: la segretaria
condanni. Insomma, scrive Giulia Sorrentino, la sinistra è sempre più schiava di trend oramai in caduta libera. Gli slogan, i nomi di cui dice di battersi sotto il grande cappello delle parole uguaglianza e inclusione sono principalmente due: LGBTQ+ e genocidio. Chi non si dichiara un fervente sostenitore di una delle due cause è automaticamente un reietto. Cause che per loro vanno sposate in modo dogmatico, senza prevedere forma di dibattito, come avviene nei paesi democratici, aspetto che ci consentono di distinguerci dalle teocrazie. L'ultimo esempio di questa incapacità di dialogo riguarda il Gay Pride di Roma, che si terrà il 20 giugno. Gli esclusi? I gay ebrei. E qua mi fermo, ma chiaramente tutto vostro questo articolo con l'intervista a Klaus Davy, discriminazione razzista come nei lager dei nazisti per inseguire qualche voto. Il massmediologo, che è gay ed è pure ebreo, che sfiga, dice è un segnale preciso nell'establishment del PD. Ragazzi, tutta da leggere anche l'intervista al grandissimo Davy che trovate sul quotidiano Il Giornale a pagina 14. Chiudo certamente con Il Giornale, ma anche questo è da dire, ragazzi, eravamo rimasti basiti con questo fatto e ci sembrava strano che non ci fossero punizioni. A pagina 15 il Consiglio d'Istituto di Parma ha deciso linea dura contro gli aggressori dei prof, sospesi per 30 giorni. Le misure dopo il veto shock, puniti 2 ragazzi di 16 e uno di 14, probabile la bocciatura. Il provveditore agli studi di Parma Grossi lo aveva già previsto negli scorsi giorni, ricordando che la scuola educa anche quando sanziona, ed è puntualmente arrivata la sospensione decisa dal Consiglio d'Istituto per i 3 studenti dell'ITS Leonardo da Vinci colpevoli di aver aggredito 2 professori fuori di scuola. All'origine dell'aggressione il rimprovero di uno dei 2 professori all'indirizzo dei ragazzi che stavano lanciando delle bottiglie nel giardino di fronte alla scuola, e il video lo abbiamo visto tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche, e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi, se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito
e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Perché restare qui se la platea è già deserta? Perché che cerco mai, che voglio mai più del successo? Perché se in fondo io non ho lottato, che per questo e ormai l'ho scelta già questa mia via. Vorrei, come vorrei, vederti lì in prima fila, così almeno tu vedresti che sono cambiato, che in me non c'è già più quell'entusiasmo di una volta, ma io l'ho scelta io, questa mia via. Indietro ormai non si va più, io lo vorrei ma non si può più. Adesso sì, è tardi ormai, capisco che tutto sbagliai, perché eri tu, soltanto tu, questa mia via. Son qui, che senso c'è? M'accorgo che la scena è vuota e qua la verità non sono che uno che piange, perché io più di te ho amato me ed i miei sogni che ormai non hanno più la tua via. Indietro ormai non si va, io lo vorrei ma non si può più. Adesso sì, è tardi ormai, capisco che tutto sbagliai, perché eri tu, soltanto tu, questa mia via. Ma io l'ho scelta io, questa mia via.
Si intitola La mia via, la versione italiana di My Way di Frank Sinatra da parte di Marco Traini, dal suo album Melodie Italiane, per ritrovare la tradizione musicale e culturale del bel canto. La mia via è anche la nostra via, è la via Bellerio 41 a Milano, dove ci troviamo, dove c'è il fortino della Lega, da cui vi trasmette Radio Libertà. 8:38, buongiorno da Sammy Varin. Giro di WhatsApp al 340 6709 659. Tra poco arriva l'onorevole Alberto Bagnai e parleremo di quello che c'è stato ieri, questo convegno su Confindustria, sulla Meloni, queste parole che si sono dette importanti, ma anche di un evento che sta per capitare proprio quest'oggi a Roma, che secondo me è abbastanza collegato, ma io personalmente sono contrario. Se sono così bravi a fare politica, vadano al loro paese a farla, gli islamici candidati. Noi ne abbiamo abbastanza dei nostri, comunque è la seconda volta che non sfondano. Ricordiamoci il Sumaoro a Monfalcone, ma anche il Sumaoro nazionale, ecco, non è che si è distinto. Anche la Lega purtroppo cade nel tranello buonista e politicamente corretto di candidare islamici. Secondo me è un errore. Se osservate il mondo, l'Islam è l'unica religione che impone il suo predominio su tutte le forme di governo. Potremmo usare il motto Islam First, e questo è totalmente incomprensibile con il nostro sistema sociale, culturale e politico, scrive Gianluca. E poi c'è un messaggio audio sul cursore, sentiamo cosa dice. Ma Klaus David, che sia ebreo e che sia omosessuale, non me ne frega assolutamente niente. Però dico, era uno di quelli che a noi non vaccinati augurava la morte, augurava la deportazione, augurava il carcere, augurava il timbro, magari una croce gialla sul petto, e quello lì piacere un cazzo, come si dice, bandierina, cioè fa il salto e lo chiameremo erfrittata. Quando tocca a lui, quando tocca agli altri, erfrittata Klaus David. Gli vogliamo bene, ci mancherebbe. Allora la Schlein, essendo ebrea, non può partecipare al Pride. Possibile che nessuno riesca a capire che gli islamici, a parte i pochi radicalizzati, ma sempre troppi, che vivono in Italia e nel mondo occidentale, sono felici di essere scappati dall'islamismo e sono terrorizzati da un'eventuale islamizzazione dei paesi che li ospita? Interessante meditazione. Posso dire che, a parte la splendida piazza Castello e dintorni, era una città trascurata, parli di Vigevano, la gente era molto delusa e questo lo sapevano molto bene gli amministratori. Il rimedio adottato di imbarcare gli islamici si è rivelato un ulteriore danno che i vigevanesi hanno fatto bene a punire. A Vigevano la Lega è dato di volta al cervello. Austin da Brescia, e in effetti la sezione è stata commissariata dal grandissimo Centinaio. Si può sbagliare, ci mancherebbe, però questi errori si poteva evitarli. Andiamo sul Corriere. Sì, dai, un giro velocissimo. Nel frattempo arriva Bagnai. Meloni sferzata all'Europa, titolo principale, ok, l'assemblea, si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi ma non possiamo alzarli da soli, Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia. La Premier Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Confindustria, in platea anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. La Premier pungola, chissà che faccia ha fatto Mattarella mentre dicevano queste cose. La Premier pungola l'Unione Europea, gigante burocratico che deve fare meno e meglio. E continua, non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. E agli industriali dice: siate coraggiosi e lo sarò anch'io. Per il presidente di Confindustria Emanuele Orsini c'è il rischio di deserto industriale. Poi sui salari sono bassi, ma le aziende da sole non riescono ad alzarli. Questo è il titolo principale del quotidiano Il Corriere. In centropagina c'è Francesco De Gregori, che oggi viene intervistato da tutti, ma dico tutti i giornali. Non scrivo più canzoni, ho perso l'ispirazione, ma intanto parte un suo nuovo live carino, che canterà solo canzoni che non hanno avuto successo.
È interessante questa cosa. Sempre sul Corriere, Torino, l'ultra ferito, i PM e la pista del lacrimogeno, altra meditazione, altra inchiesta oggi sul quotidiano Il Corriere, che poi all'interno si occupa delle elezioni amministrative dell'altro giorno, i voti persi del referendum, un 5 Stelle su 2 per Venturini a Venezia, che così vince al primo turno. Scendo un po' più in basso ed ecco, Lega, un caso, il flop contro Vannacci, Centinaio sarà commissario a Pavia. Il conclave del partito intanto slitta a fine giugno, perché non ci sarebbe stato Zaia, che aveva un impegno e subito tutti a pensare male. No, Zaia ci sarà, ma il convegno ha cambiato la data. Noi alle centinaia preferiamo le decime sempre, Roberto Vannacci. Le scelte a Vigevano hanno causato un grave danno. Massimiliano Romeo, articolo per voi sul Corriere di Cremonesi. Giro di nuovo la pagina e anche qui sul quotidiano Il Corriere non può mancare l'intervista al vincitore, il nuovo sindaco di Venezia Venturini. Ho vinto con tanti voti dai giovani, io di centrodestra, non di partito. Venturini, sindaco di Venezia, all'Europeo ho scelto Forza Italia o Azione, ora potrei farlo con Meloni. Paginone quest'oggi, non soltanto su Venezia, siamo sul Corriere, ma anche per Salerno, signori. E qui mi vedo Crozza, questo venerdì, la sua ultima puntata, perché non bisogna farlo lavorare troppo, che prenderà in giro il nuovo sindaco Vincenzo De Luca. Caccia ai posteggiatori e opere faraoniche, il ritorno di Vicenza. De Luca, blitz e giro nei cantieri, quanto mi mancava, e pare addirittura che i parcheggiatori abusivi alla vista del neosindaco siano fuggiti, terrorizzati. Qui Parlamento. Si ride, chi scherza, proviamo ogni tanto a sorridere, ma attenzione, sorridete anche, ma pensando, meditando, analizzando i problemi economici del nostro bellissimo paese, ascoltando le dirette che spesso e volentieri fa sui social, su Facebook in particolare, l'economista deputato della Lega, Alberto Bagnai. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito sempre. Come va? Come va? Ti seguiamo sempre quando fai queste dirette dall'auto, no? E porti a conoscenza degli ascoltatori varie argomentazioni, anche ultimamente i risultati elettorali, eccetera. Diciamo che hai quella verve, l'hai capito Alberto, che piace, una dote di comunicabilità, di comunicazione importantissima. A proposito, qui c'è un convegno proprio che parte quest'oggi alle 13 che si chiama Un patto per la crescita e la stabilità, le proposte della Lega. Un convegno che inizia alle 13 di oggi, prosegue fino a tardo pomeriggio con ospitoni della miseria, tra cui ci sei tu, e un convegno che, dico io, arriva fagiolo, visto quello che oggi scrivono tutti i giornali, la Meloni che ha parlato a Confindustria e che ha detto cose. Allora io, Alberto, magari esagero e dico ha detto cose che la Lega pensa e dice da sempre, era ora. Però queste frasi adesso sono su tutti i quotidiani. Meloni e industriali, asse contro l'Europa, o se preferisci Meloni sferzata all'Europa. Bruxelles faccia meno ma lo faccia meglio. E poi burocrazia, l'Unione Europea cambi, rischio di deserto industriale. L'Unione è pronta a dire no alla deroga per l'energia. E questa è la risposta dell'Unione Europea. Allora, di cosa si parlerà quest'oggi in questo convegno che si trova all'Aula Nuova dei gruppi parlamentari in via di Campo Marzio 78 a Roma e che noi di Radio Libertà sicuramente riprenderemo? Alberto Bagnai. Allora, riprendendo il tuo spunto, non posso che notare una cosa: stanno diventando un pochino tutti leghisti, cioè stanno dicendo un pochino tutti le cose che la Lega dice da sempre, direi, ma in particolare dalla stagione del governo Monti. Il presidente Draghi ci ha insegnato che esiste un debito buono e un debito cattivo.
secondo me buono e cattivo sono categorie per le favolette dei bambini, ma andiamogli dietro, esiste anche un presidente Draghi buono e un presidente Draghi cattivo. Il presidente Draghi cattivo è quello che ha imposto l'austerità dalla sua posizione di presidente della BCE con la lettera dell'agosto 2011. Noi non ce la siamo dimenticata, gli elettori forse sì, ma noi no. Il presidente Draghi buono è quello di oggi, quello che parla di crescita, che parla di tutte le cose sostanzialmente che la Lega aveva messo nell'agenda a suo tempo, cioè sul fatto che l'Unione Europea fosse un progetto di compressione dei salari destinato a fallire, del fatto che bisognava articolare la crescita sulla domanda interna, d'altra parte, e non sulla promozione ad ogni costo delle esportazioni. Il costo era fondamentalmente quello di sacrificare le remunerazioni dei lavoratori in modo che i beni diventassero più appetibili per i mercati esteri. Questa, come dire, non è una grande novità dal punto di vista concettuale, lo diventa dal punto di vista politico. Io in particolare mi occuperò della relazione fra competitività e crescita, facendo vedere che nell'attuale sistema di regole europee chiedere più competitività significa necessariamente chiedere meno crescita, e infatti farò vedere che da quando il presidente Draghi ha cominciato a parlare di crescita ha smesso di parlare di competitività. Buttarla sulla burocrazia, diciamo così, è una cosa che sicuramente piace alle persone semplici, e nel senso che è un messaggio facilmente percepibile, un messaggio molto molto appealing, che ha molto richiamo sugli elettori, e in particolare su quegli elettori molto indaffarati e che quindi hanno poco tempo per analizzare i fatti, che sono gli imprenditori. Però il problema va un pochino oltre la burocrazia. Peraltro in Italia la burocrazia serve ovunque, e in Italia non è detto che abbiamo la peggiore a livello europeo, questo ve lo posso dire sulla base di esperienze concrete. Il problema è un pochino più strutturale. Di fatto noi continuiamo ad avere delle regole che mettono la stabilità e quindi la repressione sostanzialmente degli investimenti, dei bilanci pubblici, delle retribuzioni prima della crescita. Ma questo, l'esperienza Monti lo ha dimostrato, porta all'aumento del rapporto debito-PIL, porta all'insostenibilità, porta all'instabilità finanziaria. La morale della favola quindi è che per avere più stabilità ci vuole in realtà più crescita, e bisogna ripartire da lì. Quindi quello che chiarirò oggi è che, come dire, non è la Lega a diventare draghiana, è Draghi a diventare leghista, e questo ci fa piacere perché più siamo meglio stiamo. Bisogna però passare dalle parole ai fatti, e la Lega ha fatto già molto in termini di proposte e di provvedimenti in questa legislatura per attuare questo passaggio a una crescita sana. Ha fatto meno di quello che avrebbe potuto, perché ha cercato di farlo rispettando comunque il quadro europeo, sperando in una ragionevolezza dei partner europei. Certo, se questa ragionevolezza non arriva, si arriva inevitabilmente alla domanda che il caro amico Claudio Borghi pone dall'inizio di questa nostra vicenda, cioè: e se ci dicono di no, che cosa facciamo? Se ci dicono di no, se dicono di no a proposte di buonsenso, che si fa? E qui naturalmente la parola a Giorgetti. Io continuo a cantare, e per fortuna Giorgetti c'è, perché si è intravisto una sensazione, sai, insomma, Giorgetti tu lo conosci sicuramente già bene, noi lo conosciamo in un certo senso anche noi, parla poco ma a volte prende decisioni, fa cose anche sotto senza farlo vedere, poi arriva il risultato. Nel caso l'Europa ci dicesse di no, e qui torniamo appunto alla deroga per l'energia, compriamo soldi, spendiamo soldi per le armi e non per gli italiani. Se l'Europa dicesse no alla deroga, facciamo da soli? E io inizialmente lo chiedo a te. Ma allora, guardate, qui bisogna anche capire di che cosa si sta parlando. Grazie proprio a Giancarlo Giorgetti, che diciamo, chi è leghista da primo di me conosce meglio e più di me. Io sto imparando a conoscerlo e so che è uomo di pensiero e di riflessione, oltre a tutto il resto. Grazie proprio a Giancarlo Giorgetti, noi che non avevamo mai perso l'accesso ai mercati, adesso abbiamo accesso ai mercati, cioè possiamo emettere titoli e vederli acquistati
a condizioni particolarmente favorevoli. Quello che ci sta chiedendo l'Unione Europea è di non rivolgerci ai mercati, al limite, se proprio dobbiamo indebitarci, di indebitarci con l'Unione Europea, che quindi poi verrebbe a dirci a casa nostra che cosa fare con i soldi che raccogliamo, essendo la stessa Unione Europea reduce da una storia di successi dal punto di vista degli indirizzi di politica industriale clamorosi, a partire dal Green Deal, che ha deindustrializzato e desertificato il nostro sistema industriale. Quindi a me non sembra così eversivo, in un contesto in cui paesi come, che ne so, la Francia, paese rilevante, il Belgio, custode dell'ortodossia europea, viaggiano oltre il 5% del PIL di deficit, rivolgerci ai mercati per dare un sostegno al nostro sistema produttivo, perché guardate che, diciamo così, quando le imprese si perdono o semplicemente si fermano, poi non è che le rimetti in moto o le crei girando la chiavetta dell'accensione, non funziona così, il tessuto imprenditoriale va difeso, e vorrei anche che i nostri cari amici di sinistra, che sono quelli che hanno voluto questo sistema europeo perché era semplicemente un sistema che manteneva le loro rendite di posizione politica, si chiarissero le idee su un punto. Loro non possono attaccare il nostro governo e tessere, non so, le lodi della Francia, di chi che sia, senza considerare il fatto che quei governi lì stanno facendo dei deficit che prima o poi causeranno, quelli sì, problemi di sostenibilità. Non so se lo sapete, ma nel periodo in cui il debito italiano e quello tedesco sono raddoppiati, perché sono cresciuti più o meno della stessa entità, quello francese è triplicato. E non so se lo sapete, ma i primi 3 debiti per aumento dal Covid, quindi dal pre-Covid, dal 2019 ad oggi, sono quello francese e quello statunitense e quello britannico. Quindi voglio dire, l'Italia in questo periodo ha avuto un aumento del rapporto debito-PIL di un po' meno di 4 punti. Lì si viaggia sui 15-17 punti di aumento del rapporto debito-PIL. Non siamo noi quelli che devono far preoccupare i mercati. Certo, è chiaro che noi abbiamo un'eredità pesante, ma l'eredità però va gestita e mi sembra che la stiamo gestendo molto bene, altrimenti non avremmo visto gli incrementi di rating. Io voglio ricordare, perché vanno ricordate queste cose, perché purtroppo l'elettore ha ragione, vive nella quotidianità, ma non bisogna dimenticare cosa è successo, altrimenti si cerca la soluzione in chi il male l'ha causato. Con Monti ci furono 5 downgrade del debito italiano, d'accordo? Con Giorgetti c'è stato un upgrade. Se mi permettete, non è esattamente la stessa cosa. Direi che stiamo facendo meglio noi. Questo e d'altro, se ascolterete Radio Libertà nelle prossime ore, oggi mercoledì a partire dalle 13 fino al tardo pomeriggio, il convegno Un patto per la crescita e la stabilità, le proposte della Lega, e tra gli interlocutori il grandissimo Alberto Bagnai. Grazie Alberto di questa chiacchierata, grazie davvero. Grazie a voi, grazie a voi. Qui Parlamento. Sì, sono i principali interlocutori della Lega che parleranno quest'oggi, infatti sentirete spezzoni anche qui su Radio Libertà. Comincerà alle 14 Riccardo Molinari, Armando Siri, Matteo Salvini, poi Flavio Cattaneo, amministratore delegato Enel, Alberto Bagnai, Sergio Giraldo, verso le 16 Giulio Centemero e Federico Freni, poi 16:30 Claudio Borghi Aquilini e Alessandro Morelli, verso le 17 Mara Bizzotto, Massimo Garavaglia, Alberto Gusmeroli, Gabriele Fava, presidente dell'INPS. Tardo pomeriggio di nuovo Alberto Bagnai, Stefano Donnarumma, amministratore delegato delle Ferrovie, Pierroberto Fogliero, amministratore delegato Fincantieri, Edo Rixi, viceministro del MIT, Agostino Scornaienchi, amministratore delegato SNAM. Chiude verso le 18:30-19 Giancarlo Giorgetti. Tutto quanto lo potrete seguire certamente in streaming, cercando Lega Salvini Premier o ascoltando questa radio, perché gli interventi non mancheranno nella nostra programmazione. Oggi a partire dalle 13, Roma, aula nuova dei gruppi parlamentari, via di Campo Marzio 78. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, bella informazione quest'oggi, devo dire, anche sui quotidiani, si trova veramente roba buona. Io oggi mi sono soffermato anche sul Corriere e
Stavo appunto ritornando alle polemiche su la Lega che ha candidato gli islamici a Vigevano e poi non si è fatto squadra all'interno del centrodestra. Chiaramente non c'è soltanto questa di polemica o di cosa curiosa. A Salerno, dicevamo, la caccia ai posteggiatori che farà il neosindaco De Luca e ne ha già fatti scappare. A Reggio Calabria, scrive sempre il Corriere, siamo a pagina 11 del Corriere, gaff, invocazioni e verbi spericolati, il mondo di Ciccio, il forzista Cannizzaro che ha trionfato col 65%, articolo di Roberto Gressi, anche questo divertentissimo, ci vuole anche un po' di coloritura, un po' di colore in questo senso, ma io scappo via dal Corriere e vado, guarda caso, sul quotidiano La Verità, che molto spesso la racconta davvero la verità. Qual è la verità che mette in prima pagina oggi il quotidiano La Verità? Ce la fai vedere, Francesco? Eccola qua. Il boomerang del voto islamico. Boomerang del voto islamico. Cioè che al posto che fare bene, fa male. A Venezia il PD ha puntato sui bengalesi spaventando gli altri elettori. Il gioco della sinistra per capitalizzare alle urne il tifo per l'immigrazione incontrollata per adesso è perdente. Ma è pure pericoloso. I musulmani tendono a anteporre la Sharia alle nostre leggi. E lo dice a me, La Verità. Sono arrivate a me le primissime telefonate ancora 10 anni fa di ascoltatori islamici a cui io chiedevo: ma preferisci la Sharia o la nostra Costituzione? E quelli dicevano la Sharia. Prima di candidarli andrebbe chiesto loro se rispettano la Costituzione, come minimo, ma ribadisco e discoriba, vale per il centrosinistra, vale anche per il centrodestra, perché, ripeto, non è che tutti gli islamici votano PD, non è che tutti i gay sono obbligati a votare PD, o no? Forse, cominciando anche a selezionare persone che si sono integrate, ma ci sono, quelli che ti parlano dialetto milanese, quelli che dicono certo sì sono musulmano ma non sono certamente un bacchettone, cioè tu dici applica la tachia, ci racconta palle, eccetera. Va bene, ma ci torneremo su questo. Il neosindaco, il baratto politico coi gruppi religiosi crea ghetti, non vera integrazione. Anche qui si intervista il nuovo sindaco di Venezia. La Ferrari elettrica, in prima pagina sul quotidiano La Verità, fa il pieno di critiche e prende una sbandata a Piazza Fari. Avete letto, meno 8%. La Ferrari elettrica costa 550.000 euro, troppo per gli analisti. Sopra nella foto un perplesso Mattarella alla guida della vettura, solo il fatto che ci abbiano fatto salire Mattarella. Governo e Confindustria, asse contro l'Unione Europea. Giorgia Meloni all'assemblea dell'associazione L'Unione faccia meno e meglio. Il leader Orsini le fa eco, da Bruxelles burocrazia lunare, l'energia torni competenza esclusiva statale, sintonia su ETS e nucleare, anche se ci ridono dietro i quotidiani di sinistra dicendo ci vogliono almeno 10 anni a costruire una centrale. Musulmani in lista? Un boomerang. Ho vinto perché son figlio di Venezia. Bella intervista con il neosindaco di Venezia, intervistato anche sul quotidiano La Verità. Il neosindaco Venturini, arruolando stranieri, la sinistra ha offerto loro una contropartita ignota ai cittadini che si sono sentiti presi in giro. Venendo qui, Conte e Schlein hanno aiutato me. Ora al lavoro, su investimenti e sicurezza. Non è un segreto, in taglio basso, lo scrive La Verità, che i delusi del Movimento 5 Stelle hanno virato a destra. Nel capoluogo veneto decisive le preferenze degli ex sostenitori dei 5 Stelle, clamoroso balzo in Calabria di Forza Italia, amarezza macerata per Parcaroli della Lega che va al ballottaggio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
dalle stalle alle stelle, dalle stelle alle stalle, tutto si inverte, tutto riparte, dalle stalle alle stelle, dalle stelle alle stalle. Ieri eri un grande, oggi sei rimasto in mutande. Tutto cambia in un baleno, finché sei uomo sei un moscerino. Oh, e non importa quel che hai costruito, un soffio di vento ti straccia il vestito. Quando meno te lo aspetti, i vecchi son giovani e i giovani vecchi. Dalle stalle alle stelle, dalle stelle alle stalle, tutto si inverte, tutto riparte. Dalle stalle alle stelle, dalle stelle alle stalle. Ieri eri un grande, oggi sei rimasto in mutande. Lei che era una gran puttana, da un paio d'anni si è fatta suora. E lei che era la più timida di tutte, ora se la spazza e cambia uomo ogni notte. Vedi, noi siamo poi tanto diverse, siamo anime salve o anime perse. Dalle stalle alle stelle, dalle stelle alle stalle, tutto si inverte, tutto riparte. Dalle stalle alle stelle, dalle stelle alle stalle. Ieri eri un grande, oggi sei rimasto in mutande. Finché dura, finché ti alzano la sottana e mangia la mela quando è matura, non quando è andata, è troppo dura. Dalle stalle alle stelle, dalle stelle alle stalle, tutto si inverte, tutto riparte. Dalle stalle alle stelle, dalle stelle alle stalle. Ieri eri un grande, oggi sei rimasto in mutande. Ieri eri un grande, oggi sei rimasto in mutande. Ieri eri un grande, oggi sei rimasto in mutande. Questa è da conoscere, si chiama Roberta Giallo, una di quelle che è cresciuta conoscendo Lucio Dalla e lavorando con lui. Dalle stelle alle stalle, la sua ultima canzone è una nuova veste con sensuali sonorità jazz che racconta dei continui ribaltamenti esistenziali a cui siamo sottoposti, invitando ad accettare il cambiamento come motore di evoluzione. Vi sentite anche voi un po' ribaltati dal punto di vista esistenziale? Buongiorno Sammy, che hai fatto di buono fino adesso? Sono entrato in trasmissione ora. Enzo, ma vergognati! Vabbè, lo sai, vai sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast, subito dopo le 9:30 trovi la rassegna stampa, oppure vai su Facebook, su YouTube, cerca Radio Libertà, lì c'è la diretta, anche video, vai, perché no, anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, dove trovi chiaramente anche tutte le notizie che riguardano la Lega e il centrodestra, e c'è anche la mia rassegna stampa. Premesso il fatto che in Italia non c'è lo ius soli e che la sinistra ha girato la Costituzione rilasciando a pioggia la cittadinanza a diciottenni stranieri, proporrei a Salvini di convertire la cittadinanza in residenza senza possibilità di voto, scrive questo ascoltatore meditatore. Un grave autogol a Vigevano per le scelte indecenti delle candidature velate islamiche.
capre e teste di cazzo, direbbe il professor Sgarbi. Logica la virata su Vannacci, scrive Luca da Milano. Ma certo, sono stati errori di comunicazione, ripeto, l'errore iniziale l'ha fatto il candidato consigliere comunale che ha detto quelle parole, si è vestita col velo, eccetera. Poi chi doveva sostenerlo, seguirlo, eccetera, non è stato lì a guardare, diciamo così, e non lo so, e decideranno. Intanto è arrivato Centinaio a sostenere la zona. Mi ributto sui quotidiani, signori, perché sono sul quotidiano La Verità. Ed effettivamente La Verità racconta anche qui cose molto pesanti. La carta islamica del Campo Largo, una mossa perdente eppure pericolosa. Ci fai vedere questo articolo? Lo scrive Maurizio Belpietro oggi a pagina 3 del quotidiano La Verità. Coi candidati bengalesi, quelli che hanno fatto polemiche, abbiamo visto quei filmati che li infarcivano di notizie su chi votare e come votare, solo bengalesi che alla fine, te l'ho detto, o non hanno capito un cacchio o hanno votato quello che volevano loro. Coi candidati bengalesi, che però questa notizia ha fatto il giro d'Italia, il Partito Democratico ha fatto fuggire gli elettori. Strategia flop che rischia di legittimare alcune comunità dove vige la Sharia. La Sharia. E Maurizio Belpietro ne parla quest'oggi con un bell'articolone sul quotidiano La Verità. In taglio basso, Roma escluse dal Pride le sigle LGBT ebraiche. Motivo? Negano l'accusa di genocidio contro Israele. Il comitato organizzatore del Roma Pride ha comunicato che le associazioni Keshet Italia e Europe non potranno sfilare con un loro carro, come è avvenuto l'anno scorso, al Pride del 20 giugno, annuncia l'ex deputato Dem Emanuele Fiano. Lo amiamo. La motivazione è lapidaria. Siccome le associazioni ebraiche LGBT non sostengono l'accusa di genocidio nei confronti di Israele, a differenza del documento di convocazione della manifestazione, non potranno sfilare sui carri riservati a chi condivide la piattaforma capitolina. Il cambiamento di rotta, prosegue Fiano, trasforma il comitato Roma Pride in un tribunale del popolo. Ovvero c'è gay e gay, mica tutti i gay sono uguali. Il sesso, il lavoro e il gran capo dell'ISIS, le ricerche web compulsive di Salim, il nostro amico terrorista modenese, modenese col cavolo, sì, nel cellulare di questo Al-Qodri le tracce di domande sullo Stato islamico, ma non solo, e la procura chiede la perizia, ma no, non era un attentato terroristico assolutamente. Lo jihadista di Reggio Emilia, invece, un alter, sognava donne sottomesse e morte ai gay. E chi non sogna oggigiorno donne sottomesse e morte ai gay? Ma dai, per favore. Il ragazzo era in contatto via Telegram con persone pronte ad aiutarlo nell'attacco. Fabio Amendolara ci porta in un'altra terribile notizia. Ripeto, qui siamo in Italia. Di solito noi gli davamo da mangiare, da bere e facevamo un hummus, anche dal punto di vista del clima, insomma, vedete, ci sono 35 gradi oggi praticamente in casa loro, e poi andavano ad accoltellare o a farsi esplodere da altre parti. Adesso amano così tanto la nostra terra che cominciano a romperci i coglioni anche qui. Che figuraccia, compagni, la sinistra si processa. Questo è il titolo del quotidiano Libero. Le sparate preelettorali, tipo da Venezia sfratto a Meloni, e il flop del voto degli immigrati. Si rianima la fronda anti-Schlein, lo sbaglio di pensare che il referendum fosse la svolta. È vero? Pensavano che tutti avessero votato da sinistra il no al referendum e non è stata così. Anche qui, signori, Venezia, da Venezia manderemo a casa il governo Meloni?
la sinistra è in ritirata, ora parla di voto locale, ok? Oh, attenzione, poi parliamo di voto locale, che però per la Lega è importante. Alle 11:10 parleremo con la Toscana, signori. Ci viene a salutare Gemma Peri, giovanissima della Lega, è diventata responsabile dei giovani leghisti della Toscana, e parleremo anche di quello che è stato il risultato elettorale nella sua zona. Dicevamo, pagina 2 del quotidiano Libero, interessante anche, Libero riprende l'analisi che ha fatto Repubblica di questo voto. Attenzione, ora vi leggerò delle cose che non capirete, ma questo è il linguaggio di Repubblica, il motivo anche per cui è rarissimo che mi soffermo su Repubblica. Repubblica spara. Vince l'islamofobia. Questa è l'analisi del voto del quotidiano Repubblica. Perché il centrodestra ha vinto al primo turno a Venezia? I problemi della terraferma, la polemica della Lega contro una moschea che lo stesso Brugnaro aveva promesso, una campagna fatta di odio e islamofobia. Sentenze alla penna di Repubblica Annalisa Cuzzocrea. E ancora, il centrosinistra pensava che schierare il senatore Andrea Martella sarebbe stato un investimento sufficiente. Aveva costruito un programma credibile basato sull'ascolto, aveva aperto le liste a italiani di origine bengalese puntando sulla buona integrazione, ma non è bastato. Dunque, se il centrosinistra ha fatto tutto così bene, perché ha perso senza neanche passare dal ballottaggio? Chissà. E poi sentite questa elucubrazione della Cuzzo. L'ombra di Vannacci spinge il partito di Meloni verso una coperta di Linus identitaria. Verso una coperta di Linus identitaria. Che cazzo scrive questo? Cos'altro è l'eclatante celebrazione del segretario di redazione della Difesa della Razza Giorgio Almirante? Sembrava volesse scegliere l'Europa la Presidente del Consiglio e invece si ritrova avvolta nella nostalgia missina. Per farla breve, secondo la penna progressista, se il centrodestra è andato bene all'ultima tornata di elezioni comunali è merito dell'odio e di Almirante. Ma che ne pensate? 340 6709 659, scrivetemi. Da nord a sud, scrive Libero a pagina 3, l'effetto islamico non c'è, nei comuni il PD non elegge nemmeno un immigrato. Il Laguna flop dei bengalesi, a Lecco soli 36 voti al capo della moschea, ad Agrigento la convertita col velo prende 3 preferenze. Un successo. Ragazzi, attenzione però, ripeto che in futuro questi li avremo lì, qui. Il post voto del centrodestra, certamente se ne occupa il quotidiano Libero a pagina 6, caso islamici in lista, perché non li ha candidati soltanto il centrosinistra ma anche il centrodestra, la scure della Lega su Vigevano e Pavia. Azzerati i vertici, Romeo è stato un errore imperdonabile. Gianmarco Centinaio, commissario del Carroccio pavese. Centinaia, forse migliaia di voti spariti, scrive Fabio Rubini sul Libero, sfumata la sindacatura in una città governata da più di 20 anni, Vigevano. Il tutto per portare a casa la miseria di 79 preferenze in 2. È il tragicomico epilogo elettorale della candidatura dei 2 esponenti della comunità islamica che ha terremotato la Lega di Vigevano in provincia di Pavia, la stessa città nella quale Vannacci ha fatto il pieno di voti, anche, se non soprattutto, grazie a questo clamoroso scivolone. L'epilogo politico invece è arrivato ieri pomeriggio con il segretario regionale Massimiliano Romeo, che ha deciso il commissariamento dell'intera struttura provinciale della Lega. Una nota dura nei toni, giusto a rimarcare il fastidio politico che quelle scelte hanno arrecato all'intera comunità del Carroccio. Romeo nel comunicato parla senza mezzi termini di scelte politiche che hanno prodotto effetti lesivi per l'immagine del movimento, arrecando un evidente danno politico all'azione della Lega, con ripercussioni non circoscritte a solo ambito locale, ma estese a livello regionale e nazionale.
Di più, nella lettura del segretario regionale lombardo si dice che la composizione della lista è stata redatta con imperizia, superficialità, soprattutto in totale contrasto con la linea politica del movimento, come anche ricordato dal segretario federale Salvini, errori ascrivibili alla mancata vigilanza della segreteria provinciale sulle liste presentate. Tutte motivazioni per le quali Romeo ha nominato commissario provinciale di Pavia il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, pavese, leghista doc, che in questi anni è stato abile a tenersi imparziale nelle beghe territoriali. A cadere, come avevamo anticipato, è stata la testa del segretario provinciale Jacopo Vignati, e la sua sarà soltanto la prima. La priorità di Centinaio infatti sarà quella di commissariare a sua volta la sezione di Vigevano, attualmente retta da Andrea Sala, il consigliere regionale regista dell'operazione che ha portato i due esponenti islamici nelle liste della Lega. A creare scalpore non era stato tanto la loro presenza quanto il modo in cui i due si erano presentati agli elettori. Hussein Ibrahim, portavoce della comunità musulmana in città, aveva fatto un post che iniziava inneggiando ad Allah il misericordioso. Agar Agag, studentessa di scienze politiche, sul santino compare col velo islamico e prometteva di portare Maometto in comune. Atteggiamenti irricevibili per Carroccio, che erano stati duramente condannati in primis da Matteo Salvini e poi dalla sua vice Sardone, da anni sotto scorta proprio a causa delle minacce ricevute dagli islamici. La vicenda aveva poi scosso il Carroccio in tutta Italia, con i militanti a chiedere conto di questa situazione. Nel comunicato Romeo parla anche di ballottaggi, della necessità di non commettere altri errori, una sottolineatura che potrebbe presagire a nuovi provvedimenti. Proprio Romeo al Libero prova a tracciare un bilancio delle amministrative leghiste in Lombardia. Avevamo 12 sindaci uscenti, ne abbiamo confermati 8, tra cui Travagliato, Brescia, dove correvamo da soli anche contro il resto del centrodestra. Abbiamo un sindaco nuovo a Lonato del Garda, Brescia, uno al ballottaggio a Viadana, Mantova. La Lega tiene in Lombardia nonostante le sconfitte di Vigevano per colpa nostra e di Parabiago, dove il sindaco scelto da Fratelli d'Italia non era quello giusto. Siamo pari. Romeo sottolinea anche l'ottimo risultato di Voghera, Pavia, con protagonista l'assessore regionale Elena Lucchini. Insomma, chiude il segretario regionale, la Lega ha dimostrato di essere ancora affidabile sui territori. Lega che ha fatto slittare il famoso ritiro con tutti i vertici voluto da Matteo Salvini a lunedì 29 e martedì 30 giugno a Venezia. E ci sarà anche Luca Zaia. 9:19, faccio in tempo ad aprire le linee, Francesco, dai, 029294 7222 per chi vuole entrare in diretta con Sammy Varin, 029294 7222 per comunicare con noi e chiaramente commentare le notizie del giorno. Sono sempre sul quotidiano Libero e anche qua si intervista Simone Venturini. Ticket fino a 50 euro per difendere Venezia da turisti cafoni. Il neo sindaco di Venezia si racconta. Ex assessore di Brugnaro, 38 anni, ha polverizzato il PD. È troppo ideologico, anche con la comunità islamica. Subito provvedimenti contro l'overbooking. Mia sorella non mi ha votato, scherza il neo sindaco di Venezia. E poi, sempre su Libero, a pagina 13, l'editoriale di Pietro Senaldi che si intitola "Il generale si è montato la testa. Vannacci si crede un dio per 3.000 voti a Vigevano". 029294 7222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Io mi chiedo, oggi come oggi, una persona di sinistra che si sente veramente di sinistra, non per interesse, perché dovrebbe votare sinistra. Allora, che io ricordi, la sinistra era paladina dei disabili, dei salariati, degli sfruttati, dei poveri. Oggi delle categorie disagiate, dei gay, anche degli LGBT, mettiamoli pure lì. Almeno così fino a qualche anno fa. Era contro il clero. Oggi cosa è diventata? Il partito delle banche,
degli interessi finanziari, è diventata un partito che sostiene la teocrazia, non quella cattolica, quella cristiana nostra, ovviamente, lo ha dimostrato candidando nelle sue fila molte persone di religione islamica inneggianti ad Allah e a portare Allah nei comuni. E queste persone, il giorno che riusciranno a farsi candidare, più che altro a farsi eleggere all'interno della sinistra, saranno quelle che daranno contro alle categorie disagiate. E soprattutto perché? Perché l'Islam è una religione, almeno politicamente, razzista, perché i migliori sono loro, gli altri sono i dimmi. Spiegherai tu meglio alle persone all'ascolto che cos'è la dimmitudine. Dobbiamo pagare per essere dimmi. Esatto, cioè devi pagare la protezione. Tu puoi professare la tua religione sotto l'Islam, però devi pagare un pegno. Quindi che cosa è diventato il PD oggi? La sinistra oggi è diventata tutto il contrario di quello che era il partito di Peppone. Una persona di sinistra, e chiudo perché ho portato via anche troppo tempo, oggi dovrebbe soltanto vergognarsi di quella che è diventata la sinistra, perché è diventata il contrario del partito delle libertà. Ti saluto, Sammy, ciao. Grazie a Marco. E io non pago la tassa dei dimmi, però ti lasciano fare la tua religione, basta che non rompi le balle, basta che paghi. Oggi Rimmel non avrebbe successo. Anche sul Libero oggi, su tutti i quotidiani, viene celebrato il grandissimo Francesco De Gregori, che esce con un live, ma soprattutto gira l'Italia cantando le sue canzoni, quelle sconosciute, quelle che non hanno avuto successo. E noi che abbiamo fatto la radio mettendo in onda i 33 giri in vinile, lo sappiamo, insomma, girava la canzone principale, forse un'altra, ma in un 33 giri c'erano 10 anche più canzoni, moltissime non sono mai apparse in radio e magari si sono ascoltate per un ascolto privato. Vedi ad esempio Fabrizio De André, gran parte delle canzoni di André erano assolutamente impossibili da trasmettere per radio, non erano radiofoniche, ma in un ascolto privato erano incredibili. E noi qui a Radio Libertà il De André lo trasmettiamo anche quello sconosciuto, chissà perché. Chiamate 0292947222, scrive comunque oggi il Libero, oggi Rimmel non avrebbe successo, ad esempio, E il principe De Gregori annuncia un film, un disco e alcuni live. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, ciao Sammy, buongiorno. Oggi ti ho sentito. Volevo dire a Marco, ha ragione su quello per quanto riguarda gli islamici, ma anche gli ebrei. Per noi cristiani, noi non gentili, siamo dei goim per gli ebrei, per il popolo ebraico. Infatti loro si sposano fra di loro, se tu vuoi sposare un ebreo devi diventare ebrea. Mangiano la loro carne, la carne kosher, eccetera. Quindi noi siamo goim per gli ebrei. Vabbè, transe a questo, in 10 giorni, 15 giorni, caro Sammy, il popolo italiano, la gente che ha capito, gli ha smontato tutte le bufale di Modena, la bufala dell'antivirus, la bufala della guerra in Ucraina, che l'Ucraina sta perdendo, la guerra nucleare contro l'Iran. Gli abbiamo smontato tutte le loro bufale, ok? Quindi siamo sulla buona strada, caro Sammy. E un'altra cosa, Zaia dovrebbe fare un esame di coscienza, capire che il valore della vita umana è inviolabile, non può portare avanti le leggi sul fine vita. Zaia era quello che diceva che dovevamo metterci sotto il tavolo con una pastiglia di iodio in bocca se arrivava la guerra nucleare. Zaia, ripigliati un attimino, la vita, caro Zaia, è un valore inviolabile dal concepimento fino alla fine, perché da lì poi succedono tutte le porcate che possono succedere al mondo, e la vita
è importante perché va sempre difesa. I medici devono aiutare, non devono ammazzare né i bambini, né gli anziani, né le persone disabili o malate. Quindi Zaia, fai un esame di coscienza, ripigliati un attimino. E grazie a questa ascoltatrice che ha fatto la predica a Luca Zaia, e comunque sono argomentazioni che abbiamo sul tavolo e su cui il pensiero è trasversale, destra e sinistra, ma bisognerà pur affrontarle. Effetto Venezia su Milano, signori, siamo nel panino milanese del quotidiano Libero. Qual è l'effetto Venezia su Milano? Dai, Lega e Forza Italia suonano la sveglia? Vuoi dire che si sono accorti che bisogna scegliere il candidato di centrodestra per il sindaco di Milano? Il coordinatore regionale del Carroccio Romeo vuole la scelta del candidato in tempi rapidi. L'Azzurra Moratti conta il nostro radicamento sul territorio e bla 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 e bla bla bla. Speriamo che sia la volta buona, perché se aspettiamo ancora un po' tranquillamente poi non ce lo votano, non sanno chi è, e soprattutto quello di sinistra, se è quello che penso io, sarà molto più conosciuto. Siamo sempre sul quotidiano Libero. Taser ai Ghisa, la delibera in aula e la maggioranza va in frantumi. Lo sapete, Milano è una delle città dove non vogliono il taser gli amici del PD, perché fa male, no, è pericoloso, eccetera. Botta e risposta tra Idema, Albiani e Basile sulla linea seguita, nessuna serietà. La collega Arienta riconosce l'importanza dello strumento, è utile. Il centrodestra, questa sinistra è a fine corsa. Giro di nuovo la pagina da segnalarvi nel panino milanese di Libero il vero Oscar. Chi l'ha vinto? A Palazzo Marino sono stati assegnati riconoscimenti. Il vero Oscar è quello della bontà e fa bene a tutti. Un premio simbolico, una statuetta in vetro che rappresenta un uomo con un grande cuore in mano. A chi è stato assegnato? È stato assegnato dai City Angels a Mario Furlan, e questo è bellissimo. Simona Bertuzzi ne parla quest'oggi sul quotidiano Libero. E io me ne vado, è certo che me ne vado, non prima naturalmente di aver ringraziato Francesco in regia, tutti voi per i tantissimi messaggi al 3406709659. È chiaro che non me ne vado di qua finché non li leggo tutti quanti. Buongiorno, sono d'accordo per la residenza e non cittadinanza, almeno fino a 10 anni in Italia con comportamento idoneo. Ma certo, questa cosa comunque della cittadinanza bisogna prenderla in esame. E Piantedosi aveva subito detto che non c'era terrorismo ma solo malattia. Grande ministro, sempre troppo tardi quando si dimette. Non scherziamo, Maurizio, ci mancherebbe, però a volte fare un po' squadra e decidere di capire un po' meglio. Un grande abbraccio alla bravissima Gemma, da una vecchietta che si sente giovane come lei, la nostra Gemma, giovane rappresentante dei giovani della Lega, Gemma Peri da Arezzo, arriva questa mattina intorno alle 11:10. Qua mi fermo, ma ritorniamo appunto in tarda mattinata. Avete ascoltato la rassegna stampa.